una delle realtà più importanti in Veneto, ma anche in Italia per quanto riguarda la navigazione fluviale è Delta Tour e noi ne parliamo a Padova con Rudy Toninato. Rudy Toninato, Delta Tour, siamo in uno dei luoghi più iconici della Padova delle Acque, il Bastione Nuovo. Allora, giornata regionale della navigazione fluviale, seconda edizione. Sì, grazie Andrea, grazie dell'intervista. Siamo in un momento storico per la Regione Veneto. Proprio ieri eravamo a Palazzo Balbi con l'assessore Luca Spavanetto, che abbiamo appunto presentato con Umpli, con Rino Furlan, con Sonautica qui interno, ovviamente, che ne sono il presidente, e con una navigazione abbiamo presentato la seconda giornata importante del turismo regionale fluviale. È un'iniziativa che ci riempie d'orgoglio, visto che è una norma, una legge che è uscita dalla consigliera regionale Cestari l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ci abbiamo messo 2 anni di incubazione, e si calcolano che sono circa 5 milioni i turisti che ogni anno solcano le acque dei nostri fiumi nel territorio veneto. Quest'anno, il 18-19 aprile, ci sono 78 attività che possono essere fatte appunto durante queste 2 giornate. Abbiamo estesa a 2 giorni perché erano talmente tante le offerte che gli operatori hanno messo sul piatto che non potevamo che tradurle in una unica giornata. Quindi siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi 2 anni e speriamo di trovare bel tempo e di trovare una giornata come quella di oggi, appunto in questo magnifico fiume Piovogo, che ci saranno appunto sia sabato che domenica iniziative sull'acqua. Allora, è un tipo di turismo che nei paesi del nord Europa ha già un suo sviluppo. Qui da noi forse è ritenuto una sorta di turismo minore, appetito solo dei turisti stranieri, però non è vero, perché vogliamo ricordare, lo stiamo vedendo anche adesso, che la vista dall'acqua delle città, la vista dall'acqua del territorio è completamente diversa. È un po' come la vista dall'alto. Sì, hai ragione Andrea, è che proprio questo è il mood che vogliamo comunicare, che in Veneto, soprattutto nel Veneto, abbiamo una moltitudine di fiumi, di vie d'acqua, di fiumi, di canali, di laghi che sono stati fino ad oggi poco sfruttati. Abbiamo una potenzialità turistica immensa, pensiamo solo alla Riviera del Brenta, pensiamo solo alla Riviera Eugana, al canale Battaglia, alla stessa Padova, il canale Piovogo, circondata da queste mura magnifiche delle rinascimentali, danno un valore veramente concreto di quale sia la potenzialità del turismo nautico, del turismo fluviale. Ricordo a tutti che noi siamo una piccola parte del turismo fluviale, perché noi siamo gli operatori che fanno le gite in barca, ma insieme a noi ci sono aziende che danno la possibilità di farlo in kayak, in canoa, facendo rafting sulla Val Brenta, appunto c'è la possibilità di fare rafting, kayak in tutti i modi, e non dimentichiamoci proprio il turismo ciclabile lungo le vie d'acqua, quindi ci sono infinite piste ciclabili che proprio costeggiano i fiumi, che rappresentano un tout-court di quello che è il turismo fluviale, il turismo del territorio. Allora, ricordiamo le date, abbiamo detto 18-19 aprile, tutte le informazioni le possiamo trovare naturalmente sul sito di Delta Tour, ma soprattutto sul sito di veneto.eu, che è il sito ufficiale dove in prima pagina troverete tutte le informazioni della giornata del turismo fluviale.